principali corsi d'acqua del Friuli orientale, dall'Isonzo al Torre, tutti in regime di piena a causa le abbondanti precipitazioni in corso da ieri sera, prima nell'Alta Slovenia e successivamente nelle valli a confine, che hanno riempito in poche ore fiumi e torrenti con rispettivi affluenti. Il fiume Isonzo scorre veloce lungo la sua foce con una portata d'acqua sì straordinaria, ma nel contesto al di sotto del limite rispetto alle esondazioni precedenti. Quello che preoccupa è la ricezione del mare da una parte e quella del fiume Vipaco dall'altra, che tengono in allerta tutti i comuni rivieraschi da Savogna fino a San Canzian. Per quanto riguarda il fiume Iudrio, ampiamente nel suo letto, idem il torrente Versa. Passando in provincia di Udine è tranquillo il torrente Corno, con la diga di laminazione a Noax, in comune di Corno di Rosazzo, al momento operativa nella sua opera di contenimento. Il fiume Natisone preoccupa nell'area di Cividale, ma anche in questo caso il peggio sembra passato. Alcuni rii torrenti di secondo grado hanno straripato in aperta campagna, ma non si segnalano danni alle colture. Per quanto riguarda la viabilità, situazione critica alle prime ore dell'alba a Nimis, dove un albero ha interrotto la strada della Motta, che è stata interdetta alla circolazione per qualche ora e poi riaperta. Tra Pulfero e Stupizza segnalati tratti di strada finiti a mollo, ma senza gravi disagi alla regolare circolazione. Sulla costa, piccola mareggiata a Lignano e Grado, ma i danni per fortuna sono stati limitati. I carabinieri della stazione di Tarvisio hanno identificato un 21enne cittadino austriaco conducente di un taxi. Al bordo del mezzo sono stati identificati 4 cittadini di nazionalità extracomunitaria che sono risultati regolari sul territorio nazionale. Gli stessi sono stati avviati presso i competenti uffici amministrativi per regolarizzare la loro posizione, mentre a carico dell'autista è stata elevata una sanzione amministrativa di 7.334 euro per inosservanza delle norme sugli stranieri. Confermata la condanna a 30 anni dalla Cassazione per Ivan Zucchelli, colpevole dell'omicidio della farmacista friulana Daniela Sabotage, originaria di Montenas. La donna era stata trovata morta all'interno della sua auto in fondo a una scarpata in Val di Ledro il 4 febbraio 2013. Quella sera era stato proprio l'imprenditore trentino, fidanzato della friulana, a chiamare i soccorsi simulando un incidente automobilistico dopo una serata trascorsa assieme. Il giallo però fu risolto in poche settimane, smentendo l'uomo e chiarendo che si trattò di un delitto. L'incidente stradale, infatti, serviva per coprire l'atroce crimine, come è stato appurato dalle indagini. La sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto, in provincia di Trento, ha condannato il Zucchelli, oltre che per omicidio volontario, anche per truffa. I carabinieri della stazione di Tolmezzo hanno deferito in stato di libertà un quarantenne del luogo per reiterati atti persecutori commessi in danno della ex convivente. Il Tribunale di Udine, al riguardo, ha emesso nei confronti dell'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Presidente, per quanto riguarda la montagna, più di preciso Tolmezzo e l'Agenzia delle Entrate, c'è un'importante novità. Sì, siamo molto soddisfatti. L'interlocuzione con l'amministratore delegato di Equitalia ci ha permesso di mantenere aperto lo sportello a Tolmezzo, sportello che rimarrà aperto fino almeno al 31 luglio, che è la data nella quale è prevista appunto la liquidazione, fusione di Equitalia all'interno di Agenzia per le Entrate. Per noi è importante, è un presidio dello Stato che rimane sul territorio, ci permetterà poi di aprire una discussione anche per capire se è un problema di spazio e di personale che possiamo risolvere anche dopo il 31 luglio e dare garanzie di mantenimento in loco dello sportello, magari utilizzando, e questo già è una disponibilità che abbiamo dato d'accordo con il Comune di Tolmezzo, gli spazi all'interno dell'ex tribunale, dove già oggi c'è lo sportello giustizia. Sì, con il nostro ospite parliamo di un importante appuntamento che si farà domani sera in quel di Pasian di Prato. Allora, buonasera a tutti, grazie. Venerdì sera alle 18:30 alla Sala Consiliare di Pasian di Prato, insieme alla Lega Nord di Pasian di Prato, noi giovani giuristi padani, che facciamo parte del più grande gruppo del Movimento dei Giovani Padani della provincia di Udine, abbiamo organizzato questa conferenza che tratta appunto di difesa legittima, che ha l'obiettivo di alla presenza di Massimiliano Federiga, segretario nazionale della Lega Nord, so che ci sarà anche Gianni Tonelli del segretario del SAP, SAP, grande ospite, e ovviamente anche Barbara Zilli, che ci accompagna sempre in queste nostre iniziative sul territorio, e cercheremo di spiegare
alla platea in maniera abbastanza semplice, il più semplice possibile, oltre ai titoli di giornale, quindi quello che si sente... Quello che è la realtà dei fatti, quello che è la legittima difesa. Che cosa è la difesa legittima, qual è l'istituto, quali sono le norme, i requisiti, e cercheremo anche di fare un passettino in più, ambizioso, senza presunzione, e portare anche quella che è la nostra proposta, a livello magari anche esemplificativo, e cercando di tenere in mente qual è il più grande difetto dell'ordinamento giuridico italiano, che mette sullo stesso piano il delinquente e chi invece cerca solo di difendere se stesso da altri. Da questo noi siamo partiti, puntando su determinati aspetti che vi lasciamo, la curiosità di venire a scoprire venerdì sera. Abbiamo costruito. Insomma, dalle chiacchiere ai fatti. Venerdì, ricordiamo ancora, 28 aprile alle 18:30 nella sala consigliare. Grazie al nostro ospite per il suo intervento. Grazie. Andiamo a chiudere con il nostro ospite Federico Simeoni. Dove va il Friuli, Simeoni? Ci sono un po' di novità, un po' di movimenti. Credo che settimana prossima la situazione dovrebbe iniziare a sgarbugliarsi, iniziare a far chiarezza chi sta dalla parte del Friuli e chi invece ha altre idee, altri schieramenti in testa. Senta, ma gli autonomisti in questo momento dove vanno a sgarfare per cercare di portare vicino più persone possibili e soprattutto far capire la differenza tra l'autonomismo e quello di facciata? Ci sono spazi enormi in cui l'autonomismo si può muovere, soprattutto perché c'è la grande richiesta in questo momento di andare a costruire una rappresentanza che sia territoriale e svincolata dai partiti italiani. Certo che la situazione non è semplice, perché per fare questo ci vogliono uomini, ci vogliono mezzi e soprattutto idee chiare, non confusione che purtroppo ultimamente vedo sta imperando un po'. Credo che nei prossimi mesi la situazione dovrà essere presa in mano e portata avanti da chi ha un po' di minimo di capacità e soprattutto con idee che non siano confuse. Ecco. Il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno, Vicenza personale ambossesso da inserire nel settore commerciale. Sono ancora disponibili 8 posti, per la precisione 4 a Pordenone, 2 a Udine e 2 nel Veneto. Le persone interessate devono telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 24 44.